Gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, buongiorno. Torna a Linea Diretta con la sua tradizionale sequenza con gli ospiti collegati, ne abbiamo 3 oggi, in questo live streaming tutto particolare con l'associazione Acquirenti. Allora, non perdiamo tempo perché il tempo è tiranno, come dice qualcuno, andiamo subito a collegarci con i nostri ospiti. Ecco che apriamo la nostra schermata, partiamo subito dalla new entry quest'oggi, che è l'avvocato Ivan Pacifico. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Buongiorno. Tra poco scopriremo il perché è in questa squadra e soprattutto qual è il suo ruolo. Invece, come potete vedere, già collegati 2 amici fedeli della nostra trasmissione, che sono l'avvocato Nicoletta Polmonari di Piave, nella capitale della piccola patria, in quella che potrebbe chiamare, definita dai latini l'urbe nostrana, abbiamo l'avvocato Giulio Barba. Buongiorno avvocato. Buongiorno a tutti. Allora io partirei, abbiamo dato il buongiorno al nostro nuovo ospite, però io partirei soprattutto passando la parola a Nicoletta, che ci presenterà un po' il perché della presenza odierna dell'avvocato Pacifico e soprattutto le novità che concernono il discorso legato ad Acquirenti per quanto riguarda l'espansione sulla penisola, isole comprese. A te Nicoletta. Grazie Omar e grazie ai tuoi telespettatori. Tu sai che Acquirenti ha 2 grandi macro aree. Da una parte la progettualità sul territorio, ne abbiamo parlato più volte, di tutti questi nostri progetti che stiamo portando in tutta Italia. Dall'altra parte però come associazione a tutela dei consumatori abbiamo i nostri avvocati sul territorio. Dicevi, la nostra new entry è l'avvocato Pacifico, è un ottimo avvocato penalista che ha studio sia a Pesaro che a Napoli, è stato difensore civico, una figura che ora non c'è più, per 20 anni e ha sempre tutelato, ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti degli utenti e quindi ecco perché è stato coinvolto nel nostro gruppo. Certo. Oggi è una cosa un po' particolare perché fino ad oggi Acquirenti ha svolto le proprie battaglie come associazione a livello locale, ma con tutto quello che è successo, con le segnalazioni che ci sono state fatte in questi mesi da parte di molti utenti e in particolare da parte di medici, infermieri, amministrativi, OS, tutti coloro che fanno parte della sanità pubblica, ci hanno segnalato quello che comunque lo vediamo un po' tutti, questo problema delle mascherine. I dispositivi di protezione effettivamente a chi stava in prima linea durante soprattutto la prima ondata hanno effettivamente evitato il contagio oppure no? Tantissime segnalazioni e come associazione a tutela dei consumatori non potevamo tacere e non potevamo iniziare una campagna a livello nazionale. Ora ovviamente io passo la parola all'avvocato Ettore Giulio Barba, che è il nostro vicepresidente nazionale, che farà meglio capire perché questa battaglia a livello nazionale. L'avvocato Pacifico poi ovviamente come ottimo penalista è il nostro tecnico, quindi poi spiegherà magari meglio lui quello che vogliamo fare e perché, quali sono i nostri obiettivi. Quindi, perfetto. Grazie. Allora io ringrazio chiaramente Nicoletta per l'intervento. Chiaramente spengo un attimo anche i ritorni audio, se no da casa non capiscono nulla. Infatti avviso subito i nostri amici in diretta che chi parlerà avrà l'audio collegato, mentre gli altri saranno spenti momentaneamente, perché sennò altrimenti c'è un rimbombo e si rischia, l'Arsen viene chiamato, e si rischia sennò di far scoppiare le orecchie a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, è stato chiamato in causa il vicepresidente, passo subito a lei, vicepresidente, la parola. Grazie, buongiorno a tutti di nuovo. Allora, io rubo veramente pochissimo tempo, perché volevamo lasciare la parola al collega Ivan Pacifico, che per la prima volta si affaccia in questa sede. Mi ricollego a quello che diceva prima Nicoletta, ovvero che fino ad oggi Acquirenti ha sempre fornito servizi di consulenza ai propri utenti, ai propri associati su singole questioni. Adesso
avendo appreso con particolare apprensione quello che viene pubblicato nei media a livello nazionale, ovvero delle indagini che vengono svolte dalle singole procure della Repubblica in merito allo scandalo delle mascherine non a norma, che sembrerebbero essere state fornite al personale sanitario di tutti gli ospedali. Recente è anche la notizia a Gorizia dei risvolti della procura di Gorizia. E avendo appunto, come diceva sempre Nicoletta, ricevuto segnalazioni da parte di singoli utenti che ci hanno riferito alcune esperienze personali, abbiamo deciso sul livello nazionale di seguire con particolare attenzione innanzitutto l'evolversi, gli sviluppi di queste indagini, e poi, qualora dovessero sfociare in altrettanti rinvii a giudizio, di costituirci come parte civile nei relativi processi, sia come associazione sia a difesa dei singoli utenti. Per far questo abbiamo deciso, tramite il nostro sito internet acquirenti.org, proprio nei prossimi giorni, di pubblicare un sondaggio questionario rivolto al personale sanitario, quindi a tutti i livelli, quindi tanto medici quanto infermieri, quanto OSS e anche personale amministrativo, proprio per avere maggior contezza di quello che sta succedendo e di quali sono le esperienze personali, di quanto sia diffuso il problema, quindi di chi ha contratto il virus, chi ritiene di averlo fatto in sede di lavoro, nell'ambiente di lavoro, per poi decidere come meglio muoverci e come procedere affiancandoci alle istituzioni, quindi alle procure. Adesso, dopo aver fatto questo breve cappello, lascerei comunque la parola all'avvocato Pacifico, che entrerà più nel dettaglio della questione. Bene, allora avvocato, è stato chiamato in causa, come si dice in questi casi, per rimanere in tema. Io le passo la parola per spiegare, insomma, lei è un avvocato penalista e il suo ruolo all'interno del gruppo Acquirenti. A lei la parola. Salve, grazie a tutti, grazie a lei, grazie ai telespettatori. Sì, io sono stato chiamato in causa da Acquirenti perché mi sono avvicinato all'associazione e soprattutto ho condiviso da subito quelli che sono i principi dell'associazione. Per questo motivo, dopo alcune settimane di lavoro, abbiamo iniziato ad analizzare le problematiche legate all'utilizzo delle mascherine che è stato fatto da parte degli operatori sanitari negli ultimi 14 mesi, poco più di un anno. Quello che ci siamo domandati in prima battuta era individuare se ci potevano essere, diciamo, a monte dei profili di responsabilità da parte di coloro i quali hanno fornito le mascherine a coloro i quali erano obbligati a prestare soccorso in una situazione di pandemia come quella che abbiamo vissuto. Se diciamo in un primo momento è stato evidente a tutti, soprattutto per quanto riguarda la prima ondata, che il problema della pandemia non poteva essere un problema affrontato dalla sera alla mattina con quelli che erano gli strumenti che già erano a disposizione dei vari presidi sanitari, è altresì vero che però poi con il tempo il tiro poteva essere, diciamo, tra virgolette, perfezionato rispetto a quello che avvocato, viene da dire, mi permetta, da giornalista le faccio la domanda, viene da dire che tutto mondo è paese, perché quello che sta accadendo nel resto d'Italia, purtroppo, come già stato sottolineato anche nell'intervento di Giulio Barba e della Nicoletta Polmonari, purtroppo si sta radicando sempre di più e probabilmente proprio parte da qui, no? Da quella che viene definita la lontana provincia dell'impero. Sì, cioè il problema è che la pandemia ovviamente non ha fatto differenze, non è che è andata a verificare dove doveva colpire. Il problema deve essere quello che noi ci proponiamo di verificare con questa azione che stiamo per lanciare e che partirà nei prossimi giorni, è quello di verificare se la risposta poteva essere differente, ma una risposta che poteva essere differente soprattutto in un periodo di tempo così lungo. Cioè il problema che noi ci siamo posti è l'operatore sanitario, non tanto in prima battuta a marzo-aprile del 2020, ma in seconda battuta, cioè quando ci siamo trovati di fronte alla pandemia di nuovo e in maniera virulenta a settembre, ottobre e dicembre, poteva avere dei presidi sanitari diversi? E se questi presidi sanitari dovevano e potevano essere diversi, di chi è la responsabilità
all'interno di un'azienda sanitaria dell'approvvigionamento di queste mascherine, di questi dispositivi di protezione individuali che dovevano essere diversi? Perché noi non dimentichiamo che siamo il paese con il più alto numero di medici colpiti da questa pandemia, cioè i medici, tanto i medici delle strutture ospedaliere quanto i medici di base, quanto gli operatori sanitari sono stati colpiti, e sono stati colpiti su tutto il territorio nazionale. Tra l'altro, se mi permette, apro una parentesi, poi la chiudo. Proprio ieri ascoltavo una trasmissione dove si sta già ragionando sul fatto che i medici che sono stati vaccinati tra dicembre e gennaio praticamente sono a scadenza, nel senso che mentre stiamo pensando di fare il famoso immunità di gregge e via cantando, dobbiamo ragionare che fra un mese probabilmente i medici che stanno curando questi pazienti, cioè tutto il personale sanitario che è annesso e connesso con persone da vaccinare eccetera, a loro volta devono già rifare il vaccino perché sono già a scadenza, no? Tanto per essere chiari. C'è già un altro problema nel problema, no? Sì, assolutamente, ma l'azione di Acquirenti vuole anche essere quella di, magari sollecitando le procure alla luce di quanto sta emergendo dalle indagini che leggiamo sui giornali, perché ovviamente non siamo all'interno del procedimento, non possiamo ovviamente avere conoscenza di quali sono stati gli esiti delle consulenze disposti dai procuratori. Se l'esito di queste investigazioni tecniche sui dispositivi di protezione individuale ha già dato il sentore che questi dispositivi di protezione individuale non sono idonei, allora forse è necessario che il sequestro del materiale non avvenga solo a Gorizia, non avvenga solamente, diciamo, nella procura che è arrivata prima, e per questo l'iniziativa di Acquirenti è quella di verificare se a livello nazionale, e quindi diciamo su tutto il territorio, parlo di Pesaro, parlo di Napoli, ma sappiamo che a Roma c'è anche un'altra indagine in corso, se è necessario soprattutto far disporre il sequestro di quei dispositivi di sicurezza, in virtù del fatto che è presumibile che magari ad ottobre, in virtù di quello che diceva lei, del fatto che non saremo di nuovo pronti probabilmente perché dovremo rivaccinare i medici e quindi, diciamo, interromperemo la vaccinazione sui pazienti, c'è il rischio che di nuovo le mascherine possano essere quell'unico presidio di sicurezza indispensabile a limitare gli effetti e la diffusione della pandemia. Certo. Il problema qual è? O noi vacciniamo o diamo dei dispositivi di protezione individuali che siano idonei però a garantire. Se ancora negli ospedali l'approvvigionamento fatto in prima battuta, quel grosso approvvigionamento fatto tra marzo e aprile 2020, è ancora nei magazzini ed ancora in una situazione di necessità, magari i medici vanno, li prendono, li utilizzano e poi dopo vengono reinfettati o perché non hanno avuto la seconda dose o perché sono in attesa o perché comunque vengono infettati, perché magari ci può capitare anche il caso del vaccino che non fa effetto, e allora è evidente che in questo momento dobbiamo essere noi propulsori di un'azione volta a prevenire anziché curare. Questo deve essere e poi penso che siano poi le basi di un'azione di un'associazione di consumatori, cioè quella di arrivare prima per segnalare un problema ed eventualmente, diciamo, cercare di individuare d'intesa con tutti gli organi competenti, perché ovviamente l'esposto e le segnalazioni che nei prossimi giorni Acquirenti intende fare deve essere uno stimolo alla procura, cioè vuole essere un modo per dire accertiamo se ci sono ancora questi dispositivi, accertiamo quali sono state le responsabilità, ma soprattutto preveniamo per il futuro, perché diciamo adesso andiamo come l'anno scorso verso l'estate, la curva dei contagi si sta abbassando, non so se per meriti nostri, ma non è una cosa che ci interessa. Quello che ci interessa è non arrivare impreparati nuovamente al settembre-ottobre, e questo deve essere, che secondo me e secondo quello che ho capito anche da tutti gli amici di Acquirenti, il nostro obiettivo, cioè noi dobbiamo cercare di essere propulsivi in questi termini, perciò invitiamo medici e tutti. Prego. No, concluda pure, poi volevo fare una seconda domanda. Il nostro invito è appunto, diciamo, a tutti gli operatori sanitari di segnalare tutte quelle che possono essere le anomalie che loro hanno riscontrato, perché ovviamente noi possiamo avere un sentore, ma chi sta poi sul campo di battaglia è il medico, è l'infermiere, è l'operatore sanitario. Noi possiamo avere delle sensazioni, possiamo analizzare, diciamo, con i nostri limitati mezzi dei numeri,
però poi dopo alla fine, se ci viene segnalato il problema, ovviamente possiamo poi chiedere un approfondimento e utilizzare quelli che sono gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento, certo, e in particolare dalla segnalazione alla procura, per le responsabilità che poi sono del datore di lavoro, perché noi non ce lo dimentichiamo mai, il datore di lavoro è obbligato a dare dei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento dell'attività lavorativa che siano idonei a preservare la salute, diciamo, dell'operatore, del medico, dell'infermiere, dell'operatore sanitario, ma anche dell'amministrativo, cioè nel senso di anche di colui si deve recare in ufficio per fare aprire l'ospedale, insomma, o per pagare la bolletta di corrente dell'ospedale. Questo è sostanzialmente. No, io volevo dire, avvocato, lei ha aperto soltanto una porta, perché la casa ha più porte e finestre. Noi stiamo parlando di un argomento collegato a tutto questo discorso, perché chiaramente in 25 minuti non possiamo parlare di pandemia nesse e connesse, però pensi, se lei in 20 minuti tranquillamente parlando ha aperto soltanto una porta, immaginiamoci cosa c'è dietro per il resto, perché qui veramente siamo a livelli un po', tra parentesi, tipici italiani, mi sia consentito, dove io ho coniato un termine, no? Siamo in Italia dove tutto è possibile e niente è impossibile, nel senso che succede ma non succede, però è successo, no? E quello che dice lei è realtà, come giustamente anche i suoi due colleghi dalle altre zone di competenza stanno confermando. Purtroppo c'è un caso legato alle mascherine per motivi che in questo momento sappiamo soltanto forse il 5% dalla realtà dei fatti, però come lei giustamente ha sottolineato ci sono altri aspetti che sono collegati, perché tra vaccinazioni, contro vaccinazioni e via dicendo, ritardi, poi c'è da capire con queste nuove riaperture cosa succederà, perché tutti si lamentano del coprifuoco fino al 31 luglio, ma siamo sicuri che fra 2 settimane siamo ancora in giallo, punto di domanda, o siamo tornati tutti in rosso? Perché attenzione, come giustamente lei ha sottolineato, la pandemia non sta ad aspettare noi, si muove, e se noi non rispettiamo quelle piccole regole fondamentali rischiamo fra 2 settimane di parlare d'altro, tanto per essere chiari. Sì, ma assolutamente, insomma, il nostro è un modo per iniziare ad affrontare una problematica che sta a cuore a tutti, e io ritengo che non sta solo a cuore a tutti coloro i quali lavorano nella sanità, perché coloro che lavorano nella sanità poi offrono fondamentalmente un servizio di tutela, di serenità che dà tutta la collettività, cioè la collettività deve sapere che comunque in ospedale possono curare le persone, non si ammalano, possono dare delle risposte a coloro i quali vengono dall'esterno, e soprattutto se il sistema funziona come, diciamo, fortunatamente il nostro sistema è un sistema che ipoteticamente è un sistema che potrebbe funzionare benissimo, poi quando si mette in pratica tutto ciò che dovrebbe funzionare poi si scopre col tempo che non funziona proprio tanto bene come sulla carta. Quindi diciamo il problema è questo, noi dobbiamo considerare che il problema sanitario è un problema che poi si riverbera, come abbiamo visto, perché non sto dicendo nulla di nuovo, si riverbera sulla società, sull'economia, sulle aperture e le chiusure di cui parlava lei prima. Se noi abbiamo un problema che i medici non possono andare in ospedale perché si ammalano, come è successo, come possiamo dire alla gente riprendete la vostra vita normalmente? Dopo chi li cura se vanno in ospedale? Perciò io dico, noi siamo partiti come acquirenti dai medici perché sono il primo anello, il primo tassello, diciamo, di un quadro che deve essere, diciamo, verificato e a cui bisogna garantire in prima battuta sicurezza, più nell'interesse loro, diciamo, e poi in seconda battuta nell'interesse di coloro i quali interagiscono con gli ospedali, con i medici di base, con tutto quello che è il mondo sanitario, insomma. Chiaro e preciso. Non so se anche gli altri due ospiti con noi vogliono intervenire o integrare su quello che l'avvocato Pacifico sta dicendo. Nicoletta, ad esempio, vuoi integrare qualcosa? Direi che è stato molto esaustivo. È la parte fondamentale questa. Se io non ho un medico protetto che mi può lavorare in ospedale, in ambulatorio, come faccio io a pensare poi tra 4 mesi di ritornare a fare una vita normale? Ecco perché iniziamo da qui, che è la parte forse più delicata di tutta questa vicenda, ma è la parte fondamentale. Quindi, come diceva il collega Pacifico, tra qualche giorno ci sarà sul nostro sito un primo questionario dove appunto i nostri utenti e quindi i sanitari potranno spiegare quello che è successo
e noi sulla base di quello che andremo a raccogliere agiremo nelle strade opportune, insomma nelle sedi ovviamente opportune. Ovviamente da qui a quando ci sarà il nostro questionario dovrebbe essere una questione veramente di 3 o 4 giorni al massimo. Ovviamente ci possono scrivere i tuoi telespettatori alla nostra mail ufficiale ufficiolegale@acquirenti.org, oppure andare, ancora meglio forse, nel nostro sito www.acquirenti.org e scrivere direttamente agli avvocati, quindi all'avvocato Barba, all'avvocato Federica Bergamo, che oggi non ci può essere perché per problemi lavorativi, e ovviamente al nostro avvocato Ivan Pacifico. Okay, volevo chiudere con un'esperienza personale. Ho fatto un viaggio di 4 ore in macchina, avevo una persona positiva in macchina con me, abbiamo ottenuto tutte e due le mascherine, l'FP2 correttamente, e sono stato miracolato. Probabilmente non avrà avuto una carica virale particolarmente forte, però alla fine ne sono uscito indenne. Probabilmente se avessi avuto una di quelle mascherine incriminate che non danno protezione, avrei contratto anch'io il virus. Questo era giusto per concludere, per dare un'esperienza personale che può voler dire poco, può voler dire niente, ma può voler dire anche qualcosa, ovvero che una attenta prevenzione sicuramente può dare risultati maggiori rispetto alla situazione che sembrerebbe essere attuale in Italia, negli ospedali. Allora io ringrazio nuovamente i nostri amici per la partecipazione. Ripeto, queste sono trasmissioni fatte apposta per parlare con chiarezza, anzi io uso un gergo, parlare potabile, nel senso che la gente deve capire esattamente quello che accade sul territorio senza tanti giri di parole. Per quanto riguarda invece l'appuntamento con Acquirenti, noi ci rivediamo venerdì prossimo, stessa rete, stessa ora. Chiaramente o continueremo su questo argomento che, ripeto, abbiamo aperto soltanto una porta, ma abbiamo tutta la casa da rinfrescare, e altrimenti insomma resteremo su altri punti in questione per quanto riguarda l'associazione, con le iniziative e via dicendo. Ringrazio ancora tutti voi, gli ospiti, per la partecipazione, e i nostri amici collegati che hanno visto e ascoltato questa diretta di friulitv.net speciale Acquirenti. Come si dice nella lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.